Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo come ogni anno in questo periodo delle novità del 7.30 per il 2022. Lo facciamo supportati dal CAF della CISL. Nostra ospite quest'oggi collegata con noi è Giulia Zago, CAF CISL Padova Rovigo, ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a lei Elena. Allora, ci sono con Giulia Zago diverse questioni da affrontare, ci sono delle novità, ci sono delle cose invece che si ripetono. Per gli anziani pensionati in modo particolare parleremo anche del modello RED da ricordare, e poi ci sono bonus, agevolazioni per la casa, diverse per la casa a seconda di come la si viene a considerare, per la famiglia, e poi altre situazioni da tenere in conto per tempo. Come sempre si raccomanda di aver già prenotato, si spera, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi al CAF. C'è tempo fino al 30 settembre con la proroga ormai che si sta perpetuando nell'arco degli anni, per fortuna, però attenzione, prima la si fa, prima si ottengono anche i benefici di carattere fiscale. E a questo proposito vediamo di capire un po' di che cosa si tratta per questa tornata di pagamenti, oppure magari si possono anche ottenere dei benefici, non è detto che sia tutto un pagamento. Sì, allora come diceva lei Elena, appunto siamo nel bel mezzo della campagna fiscale, quindi siamo partiti con il modello 730 con le dichiarazioni, la cui scadenza, come ricordava lei, è al 30 di settembre. Chiaramente prima però si presenta il modello 730, prima si potranno avere i rimborsi. Sia i dipendenti che i pensionati dovrebbero già avere in mano, come si dice, il modello CU, la certificazione unica, dove sono elencati i redditi percepiti nel 2021. In particolar modo ricordo che per i pensionati il CAF CISL, attraverso un'apposita delega, può scaricare direttamente dal sito dell'INPS la certificazione unica, e quindi la procuriamo noi tranquillamente ai nostri utenti. Ricordo un altro termine, nel senso che per i rimborsi i lavoratori dovranno aspettare dalla busta paga di luglio in poi, competenza luglio, mentre per i pensionati i rimborsi o i pagamenti, giustamente lo diceva anche lei prima, partiranno dalla mensilità di agosto e seguenti. Quindi c'è un po' più di tempo, c'è un attimo di respiro. Ecco, qui intanto stiamo vedendo la slide delle sedi dove si può fare la dichiarazione dei redditi 730 col CAF, mi raccomando prenotando, sempre prenotando. Allora entriamo un po' nel merito specifico della situazione. Abbiamo visto le date intanto da ricordarsi, per quanto riguarda invece gli scaglioni, le aliquote, la no tax area, c'è qualche novità? Allora sì. Il 730 2022 sarà l'ultimo 730 in cui avremo ancora i cari amati 5 scaglioni IRPEF, perché con la legge di bilancio 2022 e la riforma fiscale è stato modificato l'articolo 11,1 del TUIR, e quindi da 5 siamo passati a 4 scaglioni IRPEF, il 23, il 25, il 35 e il 43%, sono cambiate le detrazioni, chiaramente cambiando gli scaglioni, e è anche cambiata la no tax area. La no tax area è leggermente aumentata sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati. Perfetto, partiamo con la casa e vediamo anche la prima slide per quanto riguarda il 730. Acquistare casa oppure affittare? Sì. Allora, giustamente in questa prima slide si affrontano subito due temi molto importanti nella dichiarazione dei redditi. La prima è l'acquisto dell'abitazione principale, l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale. Abitazione principale si intende l'abitazione dove vive il contribuente o i suoi familiari. Se si è appunto acceso un mutuo per l'acquisto di questa abitazione, si potranno scaricare gli interessi passivi pagati nell'anno e si recupera il 19%. Attenzione di richiedere alla banca presso la quale si è acceso il mutuo una quietanza riepilogativa dove sono evidenziati gli interessi, perché tanti purtroppo ci portano l'estratto conto, ma nell'estratto conto c'è il pagamento della rata, dove c'è appunto capitale, interessi e quant'altro, mentre nel 730 vengono inseriti solo gli interessi passivi pagati nell'anno. Perfetto, c'è una proroga per quanto riguarda questo? C'è qualche proroga?
Beh, in realtà no, nel senso che è una detrazione strutturale che si ripete poi di anno in anno, è prevista dall'articolo 15 del TUIR, quindi sul tema mutuo per la casa non c'è, diciamo, la detrazione degli interessi è strutturale, cioè viene ripetuta di anno in anno. Quello che invece viene prorogato sempre dalla finanziaria 2022 è il cosiddetto bonus prima casa under 36. Questa agevolazione prevede cosa? Prevede che per coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni al 31/12/2022 potranno usufruire durante l'acquisto dell'abitazione principale dell'esenzione dell'imposta di registro o di un credito poi in 730 qualora l'acquisto sia soggetto a IVA, quindi compro da un'impresa e pago IVA, e avranno anche lo sconto, cioè o meglio l'azzeramento dell'imposta di bollo e dell'imposta sostitutiva sul finanziamento al quale si accede attraverso gli istituti di credito. È una novità, o meglio, è una novità che è stata introdotta l'anno scorso, che viene ripetuta anche nel 2022 e invitiamo tutti ad usufruirne perché effettivamente è una agevolazione importante e che coinvolge tantissimi giovani, perché abbiamo detto under 36 e con un ISEE, perché c'è un altro requisito, che è un ISEE inferiore ai 40.000 euro, quindi è comunque insomma un ISEE, un bacino importante. Assolutamente, ecco. Questo richiede aver fatto l'ISEE, che quindi l'altro capitolo molto importante, altrimenti non se ne può fruire. Allora, l'altra cosa invece è affittare, la locazione quindi dell'immobile. Sì, allora per quanto riguarda le locazioni abbiamo sempre il regime ordinario dell'IRPEF e il regime invece agevolato sostitutivo della cedolare secca. Da gennaio 2020 è stata introdotta una novità ed è stata recepita anche per il 2021 e per il 2022, che è la possibilità per il proprietario che non ha percepito i canoni di locazione perché l'inquilino purtroppo si è trovato nella condizione di non poter onorare il contratto, non deve per forza dichiarare questi redditi, perché a differenza di un lavoro dipendente, i redditi fondiari delle locazioni vanno dichiarati per competenza, quindi a prescindere dalla data di incasso. Cosa succedeva però? Sappiamo che nel 2020 la pandemia, il blocco degli sfratti, tantissimi inquilini purtroppo non sono più riusciti a pagare i canoni. Quindi l'Agenzia delle Entrate dice bene, il proprietario che si è attivato comunque nel presentare l'ingiunzione di pagamento o il ricorso per sfratto per morosità, senza aspettare che questo procedimento si concluda, può già non indicare i canoni che effettivamente non ha percepito. Questa è stata una misura accolta con favore un po' da tutti, soprattutto dai proprietari, perché capite, di pagare migliaia di euro di tasse su affitti non percepiti risultava davvero essere pesante per queste famiglie. Assolutamente, bisogna avere una raccomandata in cui c'è la messa in mora, c'è qualche documento da presentare oppure è di default, come avviene? No, va sicuramente fatta la raccomandata, che è proprio il primo step quando l'inquilino diventa moroso. Va però, in aggiunta alla raccomandata, presentata un atto al tribunale, quindi si deve iniziare il ricorso per sfratto per morosità o richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per i canoni non pagati. La differenza rispetto a prima è che prima sia l'ingiunzione di pagamento che lo sfratto per morosità dovevano essere conclusi. Solo a conclusione, ad esecuzione, poteva poi il proprietario non dichiarare questi affitti. Adesso in corso d'opera. Perfetto, Esattamente. questo è importante. Passiamo ancora a un'altra questione che riguarda la casa, altra slide, mantenere invece l'immobile, quindi qui andiamo in prima battuta al super bonus 110, poi le varie ristrutturazioni, bonus facciate, risparmio, riqualificazione, bonus mobili, verde e bonus idrico. Allora, che cosa possiamo ricordare? Allora, sono tutti interventi e detrazioni molto importanti perché qui il recupero di tasse è veramente notevole. Sono stati confermati per il 2021 e poi anche per il 2022 tutte queste
detrazioni che sono elencate nella slide, dove ricordo che non solo chi esegue gli interventi può beneficiare delle detrazioni nel modello 730, è stato confermato per il 2021 e per il 2022 anche l'opzione dello sconto in fattura della cessione del credito. Tantissimi contribuenti, tantissimi utenti si sono avvalsi di queste modalità e permette un risparmio o un ritorno d'imposta in tempi molto, molto brevi e non aspettando i 10 anni o i 5 anni. Aggiungo anche a completezza, diciamo a completare la slide, anche la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e nel 2022 salirà la detrazione sarà pari al 75%. Che questo è molto significativo. Comunque bisogna ricordare che superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate e risparmio energetico hanno lo sconto in fattura e questo è l'elemento distintivo. Assolutamente sì, sconto in fattura o cessione del credito. Perfetto, le altre invece, ecco, gli altri invece vanno in detrazione. Assolutamente sì, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati confermati per gli interventi che lei citava fino al 2024, per il superbonus 110 fino al 2025. Perfetto. L'unica cosa magari che può riguardare anche persone anziane, perché noi poi sostanzialmente ci rivolgiamo anche a loro, è il discorso dei mobili, e qui ci è stato chiesto più volte, ma nel senso che se l'anziano cambia il frigorifero senza fare ristrutturazioni nella casa, cambia la lavatrice, cambia un mobile della casa, può ottenere una detrazione, sì, uno sconto, una detrazione fiscale, oppure è legato a una ristrutturazione? Allora, come dice lei Elena, è legato a una ristrutturazione, cioè il bonus mobili che per il 2021 si calcolava su un plafond massimo di 16.000 euro, che si abbassa a 10.000 per il 2022 e si abbasserà a 5.000 nel 2023 e nel 2024, è un'agevolazione che prevede appunto l'acquisto di mobili elettrodomestici, però se e solo se è in essere una ristrutturazione edilizia sull'immobile nel quale poi questi oggetti di arredo andranno ad essere collocati. Mi raccomando, non si può riconoscere il bonus mobili, la cui detrazione si percepisce solo con la dichiarazione dei redditi, quindi per questa tipologia non è previsto né lo sconto in fattura né la cessione del credito, è obbligatorio che sia in essere una ristrutturazione. Nella slide che abbiamo visto volevo sottolineare anche un cambiamento che ci sarà nel 2022 per il bonus facciate. Rivediamola un attimo, e anche che c'è una diminuzione della percentuale che si può chiedere in detrazione. Eccola esatto, qua. Proprio per quello, perché il bonus facciate passerà dal 90% che era nel 2021 al 60% per il 2022. Anche il super bonus, se vediamo, rimarrà al 110 per il 2022 e per il 2023, poi nel 2024 scenderà al 70% e al 2025 scenderà di un ulteriore 5%, quindi si attesterà su un 65% di detrazione. Perfetto. Per la famiglia, questo è un altro argomento molto interessante, abbiamo le rette degli asili nido, le spese di istruzione, collaboratori domestici, in regola naturalmente, babysitter, colf e badanti, spese funebri e spese assicurative. Questi sono i capitoli principali. Quali documenti bisogna munirsi? Questa è la cosa fondamentale. Allora, bisogna munirsi della fattura dove attesta il quanto versato e soprattutto della prova di pagamento che, ricordo, per queste spese deve essere tracciabile. Il pagamento deve essere tracciato, quindi effettuato con bancomat, carte di credito, bonifico, in alcuni casi è previsto anche l'assegno. Però è importante che il contribuente porti al CAF la prova del pagamento, del sostenimento di queste spese, altrimenti purtroppo non sarà possibile riconoscere la detrazione spettante. Per le rette dell'asilo nido la detrazione è al 19% su un massimo di circa 632 euro.
e così poi anche per le altre spese che sono elencate nella slide, ad eccezione delle spese legate ai collaboratori domestici, perché per, come diceva lei, coloro che sono assunti in regola, per cui vengono versati anche i contributi all'INPS, Sì. il datore di lavoro potrà dedurre nella propria dichiarazione la parte di contributi appunto che ha versato al lavoratore all'INPS, e quindi insomma è un'importante deduzione questa quando è presente nel 730, perché sono a livello proprio economico parecchi soldi che poi ritornano nelle tasche di queste famiglie che sappiamo devono sostenere delle spese importanti per i collaboratori domestici, appunto tra stipendio e contributi, insomma la spesa è notevole. Spese funebri, anche lì la fattura del pagamento e il fatto che ci sia stato un bonifico con, sempre con l'intestatari, chi sono gli eredi? Allora, in realtà per le spese funebri, il cui massimo si attesta sui 1.550, su cui poi calcolare il 19%, non è necessario che vengano, sono spese che non è necessario vengano sostenute direttamente dagli eredi. Cioè non c'è più, diciamo, il vincolo che la spesa funebre può essere detratta solo da un familiare o da un erede legittimo. Meglio. Sostanzialmente chiunque può sostenere questa spesa in favore della persona deceduta senza vincolo di parentela o affinità, però come diceva lei Elena, nel pagamento deve essere proprio indicato il soggetto che ha sostenuto la spesa. Chiaro, benissimo. Allora, da questo passiamo invece alla salute, spese funebri invece a chi è in salute, e qui ci sono alcune voci importanti. Allora, vediamo subito la slide che ci chiarisce alcuni aspetti. Visite, esami medici e sanitari, e qui vediamo che c'è la carta di credito indicata, ci spiegherà perché. Spese per farmaci e dispositivi medici, spese veterinarie, agevolazioni fiscali per disabili. Allora, entriamo nello specifico. Sì, allora giustamente come faceva notare lei Elena, per le visite e gli esami medici e sanitari, a meno che non siano eseguiti in strutture pubbliche o private ma convenzionate con l'SSN, è obbligatorio che l'utente sostenga la spesa e paghi la spesa con metodo tracciato. Come dicevo prima, quindi bancomat, carta di credito, carta di debito, assegno, bonifico, insomma tutti strumenti che differiscono dall'erogazione in contanti della prestazione. Il contante non è ammesso, salvo che queste prestazioni vengano eseguite in strutture pubbliche o private ma convenzionate con l'SSN. Perfetto. Discorso diverso invece per i farmaci e i dispositivi medici. Qui per espressa previsione normativa non fa obbligo, diciamo, il pagamento tracciato, per cui in farmacia, per essere proprio concreti, gli acquisti di farmaci e dispositivi medici possono essere eseguiti tranquillamente in contanti. Chiaro che il documento di acquisto deve riportare che cosa? Sempre il codice fiscale del nostro contribuente, altrimenti la spesa non può essere detraibile. Le spese veterinarie invece? Spese veterinarie per i nostri amici, gli animali di compagnia, si specifica questo sulla nostra lista di conformità. Allora, tutte queste spese devono essere anche queste pagate con metodo tracciato. Il massimo è 500 euro, su cui si calcola il 19% al netto di una franchigia di 129 euro. Ricordiamo che sono spese anche qui per visite, esami, farmaci, medicinali, dispositivi medici. Altre spese, non so, microchip piuttosto che il passaporto per il cane, non sono spese sanitarie, quindi non vengono ammesse alla detrazione. Chiaro. L'ultima voce invece sono le agevolazioni fiscali per i disabili, che a parte che è un fattore ben a conoscenza di chi rientra in questa categoria, ma ribadiamolo. Sì, allora per i disabili ricordiamo che al CAF va sempre esibita la certificazione dell'handicap della legge 104 del 92 e la certificazione dell'invalidità, mi raccomando, per avere diritto a tutta una serie di agevolazioni che sono importanti, perché per i disabili sono detraibili o deducibili anche i mezzi per la deambulazione, per l'accompagnamento, i veicoli, l'acquisto dei veicoli
per il trasporto dei disabili, dei sussidi informatici, ad esempio computer, PC, tablet. In questo caso ricordo che per poter riconoscere la detrazione necessitiamo non solo del documento di spesa, del pagamento trattato, della certificazione dell'handicap, ma anche di un certificato del medico curante dove si evinca la necessità dell'acquisto di questi sussidi al fine del miglioramento della vita del disabile. È importante ricordarlo perché tantissimi lo danno per scontato, però la normativa ci impone di visionare e scansionare poi anche questo documento da esibire in caso di controllo all'Agenzia delle Entrate. Fatto benissimo a precisarlo, mi raccomando, attenzione, andiamo velocissimi, tempo libero, qui vabbè attività di istruzione musicale per ragazzi dai 5 ai 18 anni, vabbè i conservatori, scuole di musica, ma quello che è importante è l'attività fisica adattata, cioè attività motoria specifica per persone con difficoltà croniche o invalidanti, questo ci interessa. Sì, allora questa è una novità che riguarda il 2022, quindi non tocca diciamo il 730 che stiamo facendo adesso, ma sono le spese che stiamo sostenendo quest'anno. È una novità assoluta, tanto che stiamo ancora attendendo il decreto poi attuativo per questa tipologia sarà un credito d'imposta ed è appunto previsto per questa, si dice AFA, attività fisica adattata, che viene fatta anche in gruppo, seguendo i protocolli condivisi con il personale sanitario, appunto sono questa attività fisica e fisioterapica, riabilitativa, fatta soprattutto per le persone più anziane e che permettono loro di mantenersi e prevenire sicuramente alcuni problemi che potrebbero sorgere con l'età, la salute, certo. Insomma. Prevenire, come si dice, è sempre meglio che curare, per cui anche questa attività è importante. Per il prossimo anno comunque, questo l'abbiamo menzionato. Andiamo subito a modello RED, perché qua abbiamo una scadenza che è il 1° giugno e poi la presentazione, cioè dal 1° giugno al 28 febbraio 2023, ma è importante ricordarlo, quindi vediamo questo modello che interessa agli anziani pensionati. Assolutamente sì, modello RED, partenza 1° giugno 2022, scadenza 28 febbraio 2023. Lo devono presentare i pensionati che ricevono integrazione appunto al trattamento minimo o la 14ª o la pensione sociale, l'assegno sociale o gli ANF, cioè gli assegni per familiari a carico. Mi raccomando, però, un consiglio che noi diamo a tutti, laddove si possa presentare il modello 730 perché si ha la certificazione unica dell'INPS, facciamolo il 730 perché per questi soggetti che presentano solo il CUD la dichiarazione è gratuita e si evitano tantissimi modelli RED da dover trasmettere all'INPS, perché poi qual è il problema qui, Elena? Che l'INPS non sempre avvisa della necessità di spedire questi documenti come RED e poi quindi è importante sapere. Sì, il contribuente non lo sa e quindi si rischia poi di dover, negli anni successivi, dover fare delle ricostituzioni reddituali per questi pensionati che comportano un sacco di tempo e soldi da sborsare. Quindi mi raccomando, attenzione alle scadenze RED e INCI, però dove possiamo fare il 730 vi aspettiamo nelle nostre sedi, così già trasmettiamo all'INPS questi dati e non è necessario poi doverlo ripresentare. Rivediamo appunto la slide successiva, dichiarazione INCI, che sarebbe invalidità civile sostanzialmente, giusto? Sì, l'invalidità civile, quindi chi diciamo, riceve l'assegno di accompagnamento o i giovani con l'indennità di frequenza piuttosto che l'assegno poi mensile dell'invalidità o la pensione sociale, devono presentare questo modello. Spesso e volentieri però sono già le strutture magari dove sono ricoverate queste persone che fanno in automatico la trasmissione dei dati all'INPS. Per cui i modelli INCIV... Come si fa a saperlo? Come si fa a sapere che Allora, i titolari di INCIV che devono presentare l'INCIV in questo caso ricevono sempre una lettera da parte dell'INPS e sostanzialmente in questa lettera viene richiesto di confermare al titolare di questo assegno la permanenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, perché eventuali dati da case di riposo, RSA o istituti vengono comunicati direttamente da questi enti all'INPS a sede centrale. Accennava anche il discorso delle case di riposo, per cui anche queste possono... Sì, assolutamente. I pazienti pensionati che sono ricoverati nelle case di riposo
e sono percettori dell'assegno di mantenimento, viene richiesto appunto il modello INCIV per sostanzialmente verificare se ci sono altri redditi posseduti o se effettivamente c'è stata questa permanenza negli istituti. La permanenza negli istituti è un dato che viene appunto direttamente comunicato dagli istituti all'ente. Però per insomma, cui almeno si è più tranquilli sì? da questo punto di vista, in pratica. Assolutamente, sì, anche perché poi sono sempre condizioni un po' particolari, per cui tutte le carte, la burocrazia che c'è dietro è sempre abbastanza complicata, però insomma noi al CAF siamo qui per dare una mano e questo è importante, a tutti i contribuenti. E a questo proposito vediamo l'ultima slide, che è quella che però abbiamo visto anche prima, che sono le sedi per andare a fare la dichiarazione dei redditi previa prenotazione, che abbiamo visto che in Veneto sono presenti in modo capillare, Belluno, Treviso, poi c'è Rovigo, c'è Verona, c'è Padova, Venezia e Vicenza, sempre operate su prenotazione, questo è importante farlo. C'è qualche suggerimento, qualche consiglio da dare in chiusura? Beh sì, di cercare di prendere l'appuntamento se già non lo si è fatto, diciamo con urgenza, perché come ricordavamo all'inizio, prima riusciamo ad elaborare la dichiarazione, prima trasmettiamo i dati all'Agenzia delle Entrate e prima quindi partiranno i rimborsi. Senza aspettare novembre, facciamolo già il 7/30, quindi per i dipendenti da luglio in poi, per i pensionati da agosto vedranno l'accredito del credito appunto del modello 730, o se dovranno versare dell'imposta vedranno la trattenuta e si regolarizzeranno con il fisco in questa maniera. Giulia Zago, CAF CISL Padova Rovigo, grazie mille del suo contributo, è stata estremamente chiara. Io invito voi telespettatori a rivedere anche la puntata che è nel nostro sito internet, ascoltarla bene, perché preparando tutti i documenti per tempo si va tranquilli e si ottengono naturalmente i benefici fiscali che sono dovuti, che fanno sempre bene alle proprie tasche, alle tasche anche dei cittadini e anche dei pensionati. Allora grazie ancora a lei, a voi buon lavoro e cari telespettatori ci rivediamo presto, grazie.